Buongiorno, mi chiamo Aurelio Podda, sono uno dei rappresentanti dell'oleificio Podda, un'attività che esiste a Ossaramanna già dagli anni 60. La nostra attività è per lo più quello di raccolta, gestione di oliveti, frantoio in modo particolare, lavorazione degli olive con estrazione a freddo. Siamo l'unico frantoio certificato per la DOP a livello territoriale e poi soprattutto ci siamo lanciati diversi anni fa sulla vendita del prodotto confezionato. Abbiamo realizzato un marchio che si chiama Terra dei Nuraghi, vendiamo il nostro olio un po' dappertutto, nord Italia, nord Europa soprattutto, dove i canali di un prodotto di qualità vengono più guardati diversamente e ci danno la possibilità di avere un prezzo e un valore aggiunto al nostro prodotto idoneo per i costi di raccolta che abbiamo in questi territori. Le maggiori difficoltà che incontriamo oggi sono quelli della materia prima, perché il mercato estero richiede un prodotto di alta qualità e soprattutto un prodotto certificato e un prodotto che abbia delle caratteristiche organolettiche diverse da tutto quello che esiste nella massa del mercato mondiale. L'unico modo che abbiamo trovato per differenziarci è quello di valorizzare il prodotto e le piante che abbiamo, con le varietà e con le nostre cultivar. Il problema è che nel territorio esiste un abbandono delle piante, per cui le piante non vanno in produzione, di conseguenza non riusciamo ad avere la materia prima che ci consente di poterci ingrandire, poter soddisfare quelle che sono le richieste del mercato di un prodotto di nicchia come il nostro. In questo territorio quello che manca è soprattutto un ricambio generazionale, che sta avvenendo ma molto lentamente. Ci si deve credere, si devono fare tanti sacrifici e non tutti sono disposti a fare tutti questi sacrifici, a crederci, a sacrificare un paio d'anni della loro vita per la possibilità di avere un futuro leggermente diverso. L'unico modo che abbiamo per difenderci da tutto e da tutti è quello di valorizzare quello che abbiamo, ottimizzare in tutti i campi, cercando di fare di queste piante antiche che abbiamo nel nostro territorio il valore aggiunto. Noi vendiamo un olio che è un olio che proviene da piante millenarie e non tutti lo possono fare. Ecco, nel mio caso abbiamo questa fortuna, cerchiamo di sfruttarlo al meglio. Soprattutto anche dal punto di vista della manodopera, della possibilità di nuovi giovani. Oggi forse mancano degli stimoli, dovrebbero dare dei stimoli diversi e soprattutto da parte delle istituzioni essere più veloci a dare delle risposte verso gli stimoli che hanno i giovani oggi. Quindi anche quando uno fa una domanda, una richiesta, i tempi di risposta sono importantissimi, perché poi se si allungano di diversi anni solo la risposta passa poi la voglia e lo stimolo di creare qualcosa di nuovo. Allora, oggi è molto importante avere una conoscenza e soprattutto avere un'esperienza. Questa la si fa solo nel campo. Oggi molti giovani vengono motivati ad andare fuori a fare il lavapiatti o a cucinare oppure a fare altri lavori perché non hanno la conoscenza, hanno perso del tempo nella loro vita, però anche andando fuori oggi, secondo i posti dove vai, richiedono una qualifica. Ora, secondo me è giusto che questa qualifica ce la forniamo qua. Poi se uno decide di andare fuori va benissimo, però deve andare fuori con una qualifica. Cioè se io sono un agricoltore devo saper fare l'agricoltore, devo avere le conoscenze, devo aver studiato, devo avere anche delle conoscenze agronomiche. Ho aderito a Storia de Comunidades perché credo nelle tradizioni, nella cultura, nel territorio, nella valorizzazione della nostra terra.